Un appello della Confedercontribuenti per mezzo del suo presidente nazionale Carmelo Finocchiaro viene fatto al Premier Draghi che prenda subito impegni a tutela delle imprese e il ministro Franco lavori a un nuovo fisco e a una rottamazione seria. Per la Confedercontribuenti serve quindi una risposta immediata da parte del nuovo governo per far uscire le imprese dalla crisi determinata dalla pandemia. Un governo che crei vere condizioni per una seria ripartenza. Ecco perché attendiamo che in Parlamento, durante il voto di fiducia, Draghi prenda impegni precisi, indicando subito le proposte sulle molteplici questioni e sui problemi che assillano e stanno mettendo in ginocchio il popolo dei contribuenti e delle imprese. A sostenere ciò il presidente nazionale di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro, il quale chiede pubblicamente che faccia lo stesso anche il nuovo ministro dell'economia Franco, da cui ci aspettiamo segnali precisi e incisivi per fare fronte ai temi che gravano sui contribuenti. Vigileremo affinché questo accade per capire da che parte sta. Noi di Confedercontribuenti chiediamo al ministro Franco di attivarsi subito per rinviare a giugno le notifiche delle cartelle esattoriali, gli atti dell'Agenzia delle Entrate, perché serve varare un'immediata rottamazione con modalità di rateizzazione compatibili con la situazione reddituale di ognuno, ovvero con rate che non eccedono di oltre il quinto del reddito del contribuente alla data attuale, ma anche il saldo e lo stralcio per quelli meno ambienti. Chiediamo quindi anche lo stop alle aste giudiziarie, alle azioni esecutive, al mercato ormai invasivo dei cosiddetti crediti deteriorati. Questo, aggiunge il presidente Finocchiaro, è quanto chiede la Confedercontribuenti, senza se e senza ma. Adesso serve un'azione forte e concreta perché altrimenti dal governo Draghi rischiamo di subire le delusioni e lo stesso Recovery Fund sarà varato sulle macerie della piccola e media impresa italiana. Questo governo non deve servire solo a fare quadrare i conti con l'Europa, ma a ridare fiato e prospettive concrete allo sviluppo dell'economia italiana.